Questo è un rendiconto di metà mandato perché penso sia importante che la politica appunto renda conto di quello che fa. E qui dentro, in questo libricino, ci sono gli impegni presi e portati a casa in questi 2 anni e mezzo di mandato, ma anche quelli che nei prossimi 2 anni e mezzo vorrei continuare appunto a cercare di ottenere. Qui a Padova abbiamo finanziato ad esempio un centro contro la violenza per le persone delle comunità LGBTQ. Oggi ad esempio qui a Padova ospitiamo il Pride e penso sia un elemento simbolo, ma anche il fatto che la Commissione Commercio abbia approvato all'unanimità un progetto di legge sulla limitazione dei centri commerciali sotto i 1500 metri. Una cosa che ha insegnato l'elezione di Vicenza è che serve creare dei patti di collaborazione stabili per tempo, con delle candidature credibili, non solo candidato sindaco o sindaca, ma anche nelle liste. E quindi serve che investiamo tutti nel creare queste collaborazioni di coalizione stabili, non a poche settimane prima delle elezioni, perché la politica deve tornare, e in particolare il centro-sinistra, a farsi fidare dei cittadini.